La digitalizzazione, la robotica è il nuovo mondo che si è affacciato anche nella meccanizzazione agricola, tanto che è stata determinata anche Agri Digital all'interno di Federunacoma. Il suo presidente è Carlo Linetti. E allora parliamo di nuove professionalità, perché per affrontare una meccanizzazione così particolare e nuova occorrono davvero delle competenze specifiche, se no si rischia. Sono assolutamente d'accordo su questo, diciamo che forse l'impatto più importante lo sta avendo l'utilizzo sempre più massiccio dell'intelligenza artificiale. Utilizzare in maniera appropriata l'intelligenza artificiale richiede delle competenze specifiche che non sono facili da trovare, tanto per cominciare, ma io la vedo anche come un'opportunità, nel senso che può aprire soprattutto verso i giovani delle strade nuove che fino ad oggi non c'erano, anche perché diciamo che è un'area dove tipicamente quelli più giovani sono più esperti e più sgamati di quelli magari che hanno la mia età. C'è però un fenomeno culturale che è un po' difficile da affrontare e è dove per esempio l'associazione di cui sono presidente sta cercando di insistere, che è convincere soprattutto i final user, che poi sono quelli che determinano il mercato, che la digitalizzazione non è un costo ma è un investimento. Ma se non si fa questo non ci sarà futuro, proprio perché magari il resto dell'Europa a livello generale sta andando a una velocità diversa. Noi abbiamo ancora questo scoglio culturale, mi lasci dire, che è difficile da sradicare e è uno degli obiettivi principali della mia associazione. Macchine semoventi, alta automatizzazione. Questo è il mondo di Assomase, che è rappresentato dal suo vicepresidente Francesco Roghi. Sappiamo che per un'azienda agricola i costi legati alle attività di raccolta e di trattamenti sono sicuramente costi che impattano molto a livello del conto economico delle imprese agricole. Quindi la capacità delle macchine ad alta automazione di ridurre l'impatto di questi costi è sicuramente chiave per la sostenibilità dell'impresa agricola stessa. Quindi al di là di concentrare ovviamente le produzioni su prodotti di eccellenza, quindi che garantiscono un rendimento maggiore per le imprese agricole, è importante che l'impresa agricola impari ad analizzare il conto economico anche nelle voci più in basso, quindi ridurre i costi. Ci sono tantissime innovazioni che sono state presentate, che vediamo in questi giorni in questa fiera, il concorso delle novità tecniche, quindi è sicuramente un futuro positivo, con un'industria italiana molto attiva su questi temi, un'industria che non solo è in grado di produrre macchine per il mercato italiano, ma ovviamente per esportarle in contesti anche geograficamente molto lontani, ma con le stesse sfide e le stesse problematiche che viviamo nei mercati domestici. Lavorazioni ecocompatibili, un tema che è affidato in particolare nel corso di questo incontro a Paolo Zama, presidente di Assomao. Io sono solito dire che per la lavorazione del terreno, per salvaguardare il terreno, dobbiamo utilizzare meno chimica e più meccanica, dove dentro la meccanica io ci metto la sensoristica, ci metto tutto ciò che sono le nuove tecnologie che permettono il controllo della qualità del suolo. Quindi il problema vero dei nostri macchinari è che hanno dei costi superiori, quindi occorre che l'agricoltore possa avere un prodotto che sia a un prezzo che possa coprire le spese e permettere un certo guadagno all'agricoltore stesso. Occorre anche che l'agricoltore sia in qualche modo preparato ad utilizzare tutto ciò che rappresenta la novità nel settore dell'agricoltura. Sì, questo lo riusciamo ad avere molto spesso con i giovani agricoltori, che ci danno dei grossi input anche su loro richieste di quello che può essere, che è oggi e che può essere in futuro lo sviluppo. È molto più difficile a volte con le
reti commerciali, e io non sto parlando solo esclusivamente d'Italia, sto parlando in giro per il mondo, perché le nostre aziende esportano in tutto il mondo circa l'80% della produzione, quindi tutto quello che noi stiamo presentando qui in questa fiera, tutte le novità tecniche noi le presentiamo, non è che le proponiamo solo al mercato italiano, le proponiamo al mercato europeo e al mercato di tutti gli agricoltori di tutto il mondo. Lo sviluppo nei prossimi anni saranno soprattutto, lo sviluppo agricolo sarà soprattutto nei paesi con maggiore crescita demografica, quindi stiamo parlando di Indonesia, di Filippine, di Africa, e quindi dovremo cercare di spiegare, non dico di imporre, ma di promuovere questo tipo di soluzioni ai nuovi agricoltori per le nuove terre che verranno lavorate in questi paesi. Il mondo dell'irrigazione è ampiamente rappresentato all'interno di EIMA International con un salone apposito ed è rappresentato dall'Asso Idrotech. Qui con noi Alex Donzelli, il presidente. Allora, l'agricoltura necessita di irrigazione, ma l'irrigazione deve essere sempre più precisa e mirata. Questo anche per un risparmio di una risorsa che non è inesauribile, ma anche perché occorre chiaramente una sostenibilità maggiore. Oggi noi abbiamo l'obiettivo di dover produrre di più a parità di parcelle, ma come diceva lei utilizzando una risorsa che è fortemente limitata o che non è più disponibile come lo era una volta. Come possiamo vincere questa sfida? Beh, sicuramente modificando le nostre abitudini, modificando anche le abitudini dell'irrigazione in senso delle tecnologie di irrigazione. Cioè bisogna eliminare l'irrigazione per scorrimento, che implica un grosso spreco a livello idrico e non è efficace a livello culturale. Dobbiamo invece ricorrere appunto a sistemi di tipo meccanizzato, che possono essere pivot, macchine oppure impianti a goccia, i quali ci permettono di essere efficienti a livello idrico ma efficaci a livello culturale, e quindi produrre di più utilizzando meno risorsa idrica. Cioè, ad oggi tramite sensori o droni che sono in grado di individuare, stabilire, misurare in modo istantaneo l'umidità del terreno e anche lo stress vegetativo della pianta nel caso ci fosse, queste informazioni vengono inviate direttamente all'impianto di irrigazione, il quale sulla base del cambiamento di alcuni degli elementi su cui era stata impostata la ricetta irrigua possono modificare nell'immediato la ricetta irrigua stessa, in modo da poter effettivamente dare la giusta quantità d'acqua solo dove è richiesto, solo dove è necessario. Solo così produrremo di più e utilizzeremo meno acqua. Transizione digitale, intelligenza artificiale, sono tante le tematiche che affronta il mondo della meccanizzazione agricola. Danilo Monarca, quanto è importante fare capire alle nuove generazioni e anche formare le nuove generazioni su temi che si danno spesso per scontati da parte dei produttori, ma che invece poi alla fine in soldoni debbono tradursi in lavoro reale ed effettivo all'interno delle aziende, delle imprese agricole italiane, ma non solo. C'è tanto spazio per i giovani, veramente tanto. Certo che le aziende agricole italiane sono un po' penalizzate dal fatto che la loro dimensione media è molto bassa, ma soprattutto si pensi che il 50% di queste aziende non supera i 2 ettari. Però c'è spazio per esempio per servizi che vanno al settore agricolo, che coinvolga i nostri giovani diplomati e soprattutto i nostri giovani laureati. Il presidente della Federazione dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali recentemente al G7 ha raccontato che servirebbero in Italia 20.000 laureati in scienze agrarie in più. Quindi è un settore in grande espansione, perché questi temi che abbiamo visto, queste sfide di cui abbiamo parlato oggi, produrre di più con meno, recuperare terre arabili, abbattere i costi, mantenere la qualità dell'eccellenza dei prodotti italiani, sono delle sfide che devono contare assolutamente sulle nuove generazioni.
EIMA International vetrina non solo di macchine innovative ma anche di coltivazioni che possono decollare. È il caso del frumento ibrido che è stato oggetto di un incontro organizzato dall'azienda sementiera bolognese RV Venturoli. Ancora oggi infatti la diffusione del frumento ibrido nel panorama nazionale è piuttosto ridotta, siamo nell'ordine dei 12-15 mila ettari, eppure i nuovi materiali, il perfezionamento della tecnica agronomica e l'utilizzo di macchine innovative potrebbero farne raddoppiare la quota, offrendo anche nuove opportunità ai cerealicoltori. Assolutamente, noi riteniamo come azienda di sementi che il seme sia l'inizio della coltivazione, è il seme quindi che determina il potenziale produttivo della coltura, è il seme che determina il potenziale delle qualità della coltura e poi tutti gli altri fattori e quindi le concimazioni aiutano a raggiungere quella potenzialità sempre nell'incognita degli ultimi anni che ci sta tenendo molto in difficoltà e soprattutto le aziende agricole, quella del meteo. Ecco, infatti quella è una variabile, davvero si dice variabile indipendente, che però sta creando tantissimi problemi. Non a caso il tema della crisi idrica, intesa non solo come siccità ma anche come eccesso di piogge, è stato affrontato in diversi momenti qui in EIMA, quindi anche in base a quello, alle esigenze, perché in qualche modo ti legano nelle lavorazioni in campagna, ma allo stesso tempo ti legano anche nella scelta di che cosa seminare, voi potete dare risposte a un problema e all'altro. Assolutamente, infatti il convegno è stato proprio incentrato sul frumento ibrido, che è questa innovazione che consente appunto di raggiungere rese più stabili negli anni, sia nei casi di stress idrici ma anche nei casi di stress termici. E poi sì, la RV Venturoli ha sempre cercato di innovare, di arrivare a questa tipologia di genetica, quindi lo ha fatto col sorgo ad esempio, che resiste alla siccità meglio di altre colture e lo continueremo a fare per gli anni a venire.